qua. Benvenuta consigliere qui a Telefriuli al punto. Naturalmente è sempre un piacere averla qui in trasmissione. Come siamo Grazie intanto? dell'invito. Salute e con il resto. Grazie dell'invito, anche per me è sempre un piacere perché avere la possibilità di confrontarci su alcuni temi, soprattutto in momenti così particolari che stiamo vivendo, è davvero una grande occasione. Grazie. Allora, senta, intanto io parto subito con l'argomento del giorno. Insomma, lei è un esponente anche autorevole del Partito Democratico e c'è stata questa, tra virgolette, rivolta delle donne democratiche. Cosa succede? Ho visto il Twitter dell'ex presidente Serracchiani che effettivamente ha spezzato più di una lancia a favore della componente, diciamo, femminile e dice come mai il PD, che è sempre avanti in queste pratiche, insomma, ha dimenticato le donne oppure c'è stato... Cosa succede in sostanza? Lei sa più di me. Ma allora, cosa sia successo nel momento in cui sono stati scelti gli esponenti del governo, di un governo così difficile, così, diciamo così, variamente composto? Evidentemente lo possono sapere solo le persone che c'erano. Certamente non stiamo dando una bella immagine perché anche se qualcuno dice ma è questa la priorità, io dico di sì, che è anche questa la priorità, perché rinunciare al 50, più del 50% della capacità e della professionalità di persone, io credo che non sia mai giusto. Io facevo un lavoro, ora che sono prestata alla politica, evidentemente mi occupo di questo, molto maschile, ma devo dire che negli ultimi anni sto assistendo ad una retrocessione, diciamo così, della sensibilità. Anche in Consiglio regionale siamo solo in 5 e quindi credo che questo dimostri un problema, non per una questione di quote, non per una questione numerica banale, ma perché mi rifiuto di pensare che non ci siano persone altrettanto preparate rispetto alle persone in carica che appartengano anche a quel più del 50% di professionalità che abbiamo Ha detto lasciato bene, fuori. persone e non quote, per cui è giusto, io la penso. Certo, Mm. certo, Senta, perché questo è il tema, cioè è evidente che sono argomenti che rischiano di essere strumentalizzati. Chi parla di riserve indiane, parlando delle quote, evidentemente pone l'accento su un eccesso opposto, cioè il fatto che per rispettare quote non ci siano le persone sì, adeguate. Ma io penso invece che di fronte a oltre il 50% della competenze, le persone adeguate ci siano e ci sia la necessità di fare uno sforzo in questo senso. senta, adesso che in pratica tutte le forze politiche, diciamo così, che hanno governato questo paese sono assieme, no? Dal PD a Forza Italia, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, in questa regione probabilmente dovrà esserci più collaborazione. Cosa ne pensa? Ma da parte del Partito Democratico la collaborazione c'è sempre stata, nel senso che tutti i provvedimenti, ad esempio dell'emergenza, sono stati da noi votati all'unanimità, Mm. perché è evidente che in momenti particolari come questo della pandemia va visto l'obiettivo e eventuali differenze devono essere lasciate sullo sfondo. Devo dire che altrettanto non abbiamo potuto constatare da parte di chi governa, perché le proposte del Partito Democratico, che magari a distanza di mesi si sono rivelate, come dire, positive, non sono state prese in considerazione. Ma io credo che noi dobbiamo continuare su questa strada con un'opposizione che è fatta di responsabilità, è fatta di proposte ed è fatta appunto della consapevolezza che in questo momento dobbiamo guardare ai bisogni dei nostri cittadini e delle nostre imprese perché è il momento che ce lo chiede. È Oltre così? al Presidente Mattarella. Sì, 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 che insomma è un punto di riferimento insomma, per tutti quanti, mi pare, no? Certo. Ormai anche questo governo l'ha dimostrato. Senta, sanità, il PD ha criticato più volte un po' non tanto il metodo quanto lo stile, insomma, del rapporto tra maggioranza e opposizione sulla sanità, no? E abbiamo visto anche che c'è stato questo confronto mancato tra l'assessore Riccardi e l'opposizione. Cosa ne pensa? Qualcosa è andato storto oppure c'è qualche personalismo? Perché
non si comprende come possa succedere. Ma devo dire la verità che noi abbiamo chiesto molte volte la convocazione della terza commissione, io sono un componente della terza commissione e anche ieri abbiamo presentato un'ennesima domanda perché, ad esempio, le linee guida del sistema sanitario regionale sono state presentate alla commissione delle autonomie locali, ma non al Consiglio regionale. Ecco, noi crediamo che invece il Consiglio regionale debba essere messo in grado anche di rispondere ai cittadini che anche a noi consiglieri di opposizione chiedono motivazioni, spiegazioni e quant'altro. Il fatto che le linee guida, cioè che quello che guiderà le scelte dei prossimi mesi non sia stato presentato in Consiglio regionale, ma solo non per dire, non per sminuire, ma giustamente al Consiglio delle autonomie locali e quindi ai sindaci, ci sembra una differenza che vada colmata al più presto, insieme anche alla come dire, esposizione del piano vaccinale. Stiamo vedendo che il piano vaccinale deve essere declinato in regione rispetto alle linee guida nazionali. Ci sono alcune differenze. I disabili non sono ancora stati calendarizzati. Tutto il mondo della disabilità, che ieri ha incontrato l'assessore Riccardi, ma dopo settimane in cui veniva chiesto un incontro ed una prospettiva temporale per queste persone che molto spesso sono molto fragili dal punto di vista della salute, siamo arrivati appunto ad aver iniziato già la seconda fase e le persone con la fragilità di questo tipo non sanno ancora quando e in che modo potranno essere vaccinate. Ma parliamo anche dei nostri anziani. Io sinceramente credo che si sarebbe potuto copiare altre regioni dove sono stati fatti degli elenchi insieme ai medici di medicina generale e le persone non sono state costrette ad andare fuori dalle farmacie al freddo o attaccarsi al telefono per intere mattinate, per poi magari da Udine essere mandati a Latisano o a Palmanova dovendo cercare un parente o un amico che ci accompagna. Stiamo parlando di persone fragili e non per proprio per questo sono state calendarizzate, diciamo così, anche se il termine è molto brutto, come seconda fase, ma non è che noi possiamo mandare i nostri anziani in giro per la regione, far compilare dei moduli per i quali stanno andando dai medici di medicina generale perché autocertificare qual è la cura che uno fa, soprattutto se è insomma c'è un po' di complicazione e forse non l'abbiamo semplificata come avremmo potuto. Ecco, senta, parliamo di infrastrutture. Lei è stata anche assessore regionale proprio infrastrutture, ma anche vicecommissaria della 4, se non sbaglio, per cui sa come procedono queste cose. Ecco, siamo a buon punto perché l'assessore intervistato tempo fa da me, anzi la scorsa volta, dice va tutto bene, tutto a posto, però io ho fatto la domanda, ho chiesto anche, oltre alla 4 che sta andando avanti abbastanza bene, anche sulla FVG Strade, che è un punto importante anche per gli altri assi viari della regione, no? Che interessa a tutti i comuni, eccetera, eccetera. Qualcuno dice che l'organizzazione non è ancora stata ben tarata, qualcuno dice che va tutto bene. In sostanza, cosa ne pensa lei? Perché questo è stato un frutto anche di una politica della passata amministrazione che voleva in qualche modo, penso io, decentrare e calibrare meglio un po' gli interventi, no? Allora, faccio una premessa. Giustamente lei dice dietro i nostri provvedimenti c'era un'idea, c'era una visione, che la nostra regione è piccola e che è necessario concentrare la gestione, ad esempio, delle strade nel braccio operativo della regione che è FVG Strade. Per questo motivo le strade della provincia, delle ex province, sono state affidate ad FVG Strade proprio per un coordinamento ed una razionalizzazione dei costi e delle risorse sulle strade. Non so se vi ricordate, ma a fronte di una rotonda c'erano magari 2 strade sfalciate e una no, perché 2 erano della provincia, magari una della provincia di Pordenone e l'altra provincia di Udine, in mezzo passava FVG Strade. Ecco, non solo, ma i trasporti eccezionali che devono chiedere per passare il permesso al proprietario delle strade. Adesso chiede un permesso solo, a meno che non passi per strade comunali. Quindi una semplificazione che certamente, come tutte le modifiche,
aveva bisogno di una certa, diciamo così, rodaggio e di una, come dire, di un lavoro di amalgama tra le varie professionalità. Questa amministrazione ha subito detto che le strade provinciali sarebbero state restituite alla regione. E quindi adesso abbiamo dalla settimana scorsa questa delibera in cui le strade provinciali hanno l'indirizzo di passare a questi famosi EDR, cioè 4 enti regionali che gestiscono per ora solo le scuole superiori. Quindi, a mio parere, FVG Strade è un ottimo strumento della Regione, che non a caso sta presentando dei bilanci assolutamente positivi e anche l'ultimo anno di gestione ha dato un significativo risultato anche in termini di progettualità e di interventi, che certamente non può vivere nel limbo. E quindi una sua riorganizzazione, pensi solo che i nuovi assunti sono stati fatti contrattualizzare, gli è stato fatto il contratto del pubblico impiego, quando invece FVG Strade è una società che ha un proprio contratto. Quindi questa terra di mezzo in cui in questi 2 anni FVG Strade ha dovuto lavorare, sicuramente non hanno compiuto quel percorso che era stato iniziato, perché non fa più parte degli obiettivi di questa amministrazione. Ecco, beh, mi ha risposto molto bene, è stata esaustiva. Senta, parliamo un po' di Udine, parliamo un po' di Udine perché so che lei è innamorata di Udine e per cui io ho letto recentemente sulla caserma Osoppo che il progetto Udine 2050, dove si immaginano anche altre iniziative, peraltro manca il recupero, cosa manca? Cioè mi pare che l'amministrazione attuale stravolge il progetto precedente. Ma sì, anch'io ho letto dai quotidiani che una recente visita all'area ha fatto emergere che alcuni elementi fondamentali di questo progetto, come l'asilo nido e la scuola materna, non sarebbero più previsti. Io spero che domani, durante la commissione che ci sarà, ai colleghi che hanno evidenziato questo problema, cioè il collega Scalettaris e Giacomello, possano in qualche modo essere spiegato quale sia la nuova strategia. Noi dobbiamo pensare che la caserma Osoppo è un nuovo quartiere che ha bisogno al proprio interno di tutta una serie di servizi per la gente che abiterà lì. E certamente l'asilo nido e la scuola materna, oltre al recupero della cavallerizza, che è questo edificio usato per lo sport, che era molto anche affascinante da un punto di vista dell'archeologia industriale, diventano degli elementi di riqualificazione di questo nuovo quartiere. Eliminarli a favore di cosa non lo sappiamo, ma certamente terremo molto d'occhio questa trasformazione, perché è evidente che è una delle operazioni più importanti della città e ricordo finanziato con 18 milioni che spero vengano utilizzati al più presto. Bene, io la ringrazio per questa chiacchierata, questo confronto, ci ha dato anche delle ottime spiegazioni su argomenti insomma, di attualità. Naturalmente spero di rivederla qui al punto e naturalmente tanti auguri per il suo lavoro. Grazie infinite e grazie dell'ospitalità e spero anch'io di partecipare presto. Buona giornata. Mandi.